Doppio appuntamento, doppia felicità. Per la rubrica Tanti auguri ospitiamo oggi non una, ma ben due coppie. Sono i coniugi Calogero Ciulla e Rosa Englima che festeggiano 50 anni insieme e i signori Salvatore Castronovo e Maria Marziano che da marito e moglie hanno spento ben 65 candeline. Nozze d'oro per gli agrigentini Ciulla e Englima. Entrambi nati nella città dei Templi, 73 anni lui e 70 lei, si sono sposati 50 anni fa presso la chiesa di San Francesco, dove emozionati si sono scambiati le fedi e amore eterno. Il signor Calogero nella vita ha fatto il commerciante, mentre la signora Rosa la casalinga. Hanno vissuto sempre a San Leone e sono stati sempre insieme. La vita condivisa l'una con l'altro li ha uniti sempre di più, regalando loro momenti felici e grandi soddisfazioni. La felicità più grande sono i loro figli, 3 maschi, che li hanno resi fieri nonni di 9 nipoti. Oggi come allora, dopo mezzo secolo, il rinnovo delle promesse di matrimonio con una celebrazione presso la chiesa di San Gregorio di Viale Cannatello. I coniugi Salvatore Castronovo e Maria Marziano si sono sposati invece presso la parrocchia della Madonna del Transito a Favara. Era il 24 aprile del 1954 e questo mercoledì sono passati ben 65 anni. Un traguardo non indifferente che i favaresi hanno raggiunto restando insieme anche migrando in Germania, dove hanno lavorato fino al 1964. Ritornati nella città dell'Agnello Pasquale, il signor Castronovo ha lavorato come commerciante ambulante e dopo una vita di lavoro, marito e moglie si godono adesso la loro meritata pensione, nell'amore e nel rispetto reciproco. Dalla loro unione sono nati 4 figli, che a loro volta hanno regalato 8 nipoti. Esempi di famiglie del genere dimostrano la bellezza dell'amore coniugale che nel tempo diviene sempre più forte. Alle coppie Ciulla Englima e Castronovo Marziano vanno i migliori auguri della famiglia, dei parenti, dei cari e degli amici. A questi si aggiungono anche quelli di Sicilia TV.